Sa contierra intre regione e governo è sempre sprusazzuda e pertocca fronter differentes che in ricurso chi andano benini. Uno dei nodos principales è scussu desas energia rinnovabiles. Sa Corte Costituzionale a pronunziare su sette desantugabine in merito a su conflitto di attribuzione pesau desa regione contra si Stadu pronecche de tre decretor de su Ministero dell'Ambiente che hanno autorizzato impiantos agrivoltaicos in uno scantos comune senza considerare sa legge regionale. Essa legge regionale supra sas areas idoneas impugnata da su governo este a filupende ca su decreto frattin intro 60 dies sata per modificare come stabiliu des ultima sentenza de su TAR. Sempre in tema di energia, svisetta su via libera definitivo a su DPCM che prevede deponere rigassificadores in Aristanis in Portuturre. Su costizzo dei Stadu, che in una sentenza recente ha confermato su che ha deciso su TAR, bozzando su ricorso della regione contro su decreto Draghi di su 2022 che assegnava a si Stadu un ruolo centrale in sa gestione delle infrastrutture. Sa battaglia politica per tocca per edilizia, sa regione non ha colliu di fatti su una scanta sparter de su decreto Usarvadommo, non ha accettato di minimare la superficie minima del monolocale dai 28 a 20 metri o quadros, come si previdita a livello nazionale. E su ministro Salvini ha criticato questi sei per definire l'unirballi strategico che penalizza sor cittadino sardoso. Ma ha risposto diretto l'assessore regionale Francesco Spanedda che ha declarato che la modifica nazionale per tocca a pezzi s'agibilidade. Su governo guiato da Giorgia Meloni è sta sor 2 anni e mezzo di su mandau e su partito suo Fratelli d'Italia ha programmato uno scantos addobios per presentare su bilancio de sas cosas fattas, sos obiettivos scrompios e sor disafio de sos atero 2 anni e mezzo che mancano. Prima tappa in Casteddu che in su capogruppo de Fratelli d'Italia in sa Camera Galeazzo Bignami e sos parlamentare sardor de su partito. Non sono mancata sa sprovar de dialogo innanzi di cominciare l'appuntamento Bignami ha addobbiato a suo presidente di su Consiglio regionale, suo segretario di su PD Piero Comandini. Su presa mesa di su governo sono umeda sostemas che per toccan sa Sardegna des energia a sas crisis industriales e prusa notu cussa de sus ulcis. Ma si setta una risposta al finza prosos trasporto su esa partia più importante di iocat in Bruxelles. Mentre governo e regione mescamente in questo ultimo tempo non mancano sa scontierras che in una distanza politica che si va che te intendere e beschi in su partito di Giorgia Meloni bozza sa ghia de su Campo Largo in Sardegna. Sa politica è schircande de rimediare a sa legge a Bodi. Normas chi si dian ponere in pratica sa littera diana mudare sardia desedilo. Una corsa che in sa vita ne mordia che rescurrere. Su decreto a Bodi l'hanno pubblicato in sa Gazzetta Ufficiale de Sudeche de Martu, ma sa normas chi previditi non sono adatta a manifestazioni che a Sardia desedilo e per questo onorevole Pietro Pittalis ha presentato a suo ministro un'interrogazione parlamentare pro cercare di accattare sa manera de esorbe sa questione. Tottu sa politica però est interessata a sa questione che ha conseguenze sociali, economiche e culturali. Daniela Valconi, presidente Anci Sardegna, pediti che si considera sa particolarità delle manifestazioni ippicas che si vacchino in Sardegna. Ana un piessinu identitario per toccana sa vita religiosa desas comunidades, ma ana per un valore mannu pro su turismo. S'appuntamento è prosa 7 de 0 in Pratta Santo Giovanni per presentare sossechi candidaos, ser feminas e deche homines, che appoggiano a Domenico Mele, candidato a sindaco de Nugoro, che in suo partito antisistema, democrazia sovrana popolare, che in una lista unica. Erisero Duncasa, dai direttus es compresu che su protagonista vi Domenico Mele, che comincia a presentare spuntoriande a sa moda sua su rivale de su Campo Largo Emiliano Venu, che in uno botticheddu in manoso, pro aumentare che su Movimento 5 Stelle in principio ha declarato che queria tapperre su Parlamento come un'iscattuledda de Tunina. In sintesi desa presentata che in s'imprenta, Mele non risparmiata manco sos atteros candidaos, accattando e vinza su tempo deve vedere de una paia de puntos de su programma elettorale
le suo che a Nugoro zona franca fora dai euro e dall'Unione Europea. E merito a sesitu della selezione, Domenico Mele, che sottolinea che non spende manco un usisino presa campagna elettorale, francosi scheda telefonica che gli permette de vacche sor video social oramai viralese, non pare de aer dudas, ata diventare sindico de Nugoro, provachere su chi vinza a commo, non ha avattu sos politicos de professione. Un mese senza risposta, spezzi mudore, de Giuseppe Lorenzo De Iana, gallo non si schinnudda, sorduor frader finissiosi in barca, sappado de che 9 di aprile per andare a pisca in su mare de Capo Vigari. Da esadie prunudda e sa schirca sono usichinde se na pasu. Sos inquirenti sono esaminando sos tabulaus telefonicos e sarzellas agganzadas dai sos cellulares de sos duor giovanos, chircande de ponne l'H a sas operazioni in mare. Sono analizzando i vinza sordator de su traffico nautico, in circa dei scoperresi dai sas 11 de Manzano a sas 8 de Zeros a Barchissoro che sta andando a supra carcateru naviu. Un'ipotesi chiesta per quando esa procura de Tempio, però come non bannemos che abidu carchi cose su materiale con liu l'usune esaminando su pubblico ministero e su procuratore. E oggi esa procura e sa capitaneria de Porto non addau a ischiri nuda su un duo sperosos elementos sicuros. Giuseppe e Lorenzo sono galla tornare a Domissoro e sostrastos accattaus in mare su manzano inveniente sono usormattessi chi vini sa barca quando sono moghioso. Sa famiglia non si rendete e torrat a facere un appello a bisogno de azudu, somozzadore, droner, volontarios in sa costa, non ordepimur firmare.